Nella puntata precedente abbiamo visto come il giovane Alfonso de' Liguori si disamora della vita mondana e si impegna per una vita laica ma rispettosa dei comandamenti e dei consigli evangelici. Alfonso univa alla preghiera intensa, un concreto amore per i fratelli, soprattutto i più bisognosi. Nella puntata di oggi seguiamo la maturazione in Alfonso della chiamata di Dio ad una vita sacerdotale dedicata interamente a Lui ed ai poveri. A chiamata do Signore. Passate che fui che la tempesta da causa persa, Alfonso se stimai e cose sue, consegnai pratiche ai clienti, tagliai con l'amici e passavo meglio tempo sue in da casa sua, dinte chiese e dinte ospitale de incurabile. Stanno a casa, leggeva vite dei santi e ati libri e devozione. Dinte chiese pregava per ore e ore. Dinte ospitale aiutava quegli poveri cristi che soffrivano malamente e spesso non tenevano parente o qualcuno che le dicesse una buona parola. Alfonso non solo diceva una buona parola, ma l'aiutava a se lavare, a cagnare il lenzuola, a folietta e a fare tante cose che uno facesse a un fratello suo che stesse dentro lietta. Più una volta, quando pregava dentro la chiesa, pensava così forte a Gesù Cristo annientata che le scendeva la parrucca insino a coppe spalle e non se ne adunava. Don Giuseppe vedeva tutto questo e non era contento. Le pareva che il figlio perdeva tempo e che se ne era aiutato i capi. Ma una cosa non avesse voluto mai sentire fu una risposta che l'ha detta Alfonso. Sente qua. Tenevo padre, un servizio, non saccio qua servizio, a sbrigare in coppia tribunale e dice tuo figlio se in gie visse. Alfonso rispondette, signore mia, sto servizio facete velle fa a qualche donata, perché il tribunale non fa più per me. Io tengo a pensare all'anima mia. Si mettette a chiagnere Don Giuseppe e tutti quei progetti che aveva fatto con quello figlio. Era stato solo un sogno. Don Anna o cercava di consolare dicendo che Alfonso cagnava pensiero. Non, rispondeva marito, che il non cagna parere, che il è cuoccia ostinato, che il tiene una coccia tosta come una calabrese. Erano fernuti i tempi e quando Alfonso teneva paura di parlare chiaro, copato. Mo' la voce del Signore si faceva sentire sempre più forte e in baranza il giovane pigliava più coraggio. E il 28 agosto di quell'anno Don Giuseppe avette due figlie nata grossa sorpresa. Si faceva festa quello giorno a Napoli perché era il giorno da nascita d'imperatrice Isabella, moglie di Carlo VI. Il giorno prima il popolo si era ricreato con a 10 cuccagna fatte apparecchiato viceré, a dove si mangiava e beveva, e alla sera della festa tutti i nobili ievano in corte. Ci aveva io pure Don Giuseppe con figlia. Quando fu l'ora, il padre dicette a Alfonso e si veste per chi a festa. Chiste cercai una scusa, ma il padre le patiava. Allora rispondette Alfonso tome, e che ci venga a fare? Che è tutta una baggianeria. O capisce subito che un nobile non va sentire specialmente tuo figlio che festa, vasamane e tutto il resto sono solo baggianeria. S'infucai Don Giuseppe e a coppa a mano rispondette fa quello che vuoi e vattene a dove tu. Vedendo Alfonso padre così inquietato, dicette non va pigliato collera o il canne.
mi veste e venga. Rispondette ancora padre, fa quello che vuoi tu. Insomma, si intossicai Don Giuseppe. Lasciò la casa e si recò a Marianella, un piccolo borgo tra Capodimonte, Chiaiana e Piscinola, tra campi agricoli e boschi. Lì la famiglia aveva una villa con stemma di famiglia, un luogo ideale per il riposo estivo. Lì nacque Alfonso. Oggi la Villa dei Liguori è una casa religiosa dei padri redentoristi che ne conservano la memoria. Lascia ogni cosa e viene con me. O padre, sagliette in carrozza e pigliai a via due casine sue a Marianella. O figlio, tutta trovolata, iette dritta a trovare l'amici suoi, ospitale de incurabile. E ca, intramente facevo camminante, o signore o chiamai. Se vedette Alfonso mezzo a una luce sbrennente, e le parette che tutto ospitale iva sotto in goppa, come a quando ci stanno terremoti. E sentette una voce che diceva: lascia ogni cosa e viene con me. Impressionato, Alfonso continuai a fare servente. Ma quando scendeva in scala d'ospitale per tornare a casa, le parette un'altra volta vedevano un terremoto e sentette la stessa voce prima: lascia ogni cosa e viene con me. Stavolta capette Alfonso che aveva a rispondere a sta voce e come a Santo Paolo murmuriaia: Dio mio, quanto tempo ci ha messo, sto qua, facite me quello che volete voi. E quasi come un pazzo scappa per via e si infila dentro la chiesa della Maronna fuori a Portalba. In questa chiesa non ci ieva spesso. Ci stava una bella statua della Maronna e innanzi a sta statua Alfonso prea e si raccomanda a mamma di tutti i cristiani. Poi promettere di essere tutto quanto Gesù Cristo e non volerne più sapere del mondo. Promette pure i trasidinti dei padri Gerolamino. E poi non era un uomo vascio porto, ma un nobile, verace e cavaliere, piglia la spada, che porta lata e la mette in coppa all'ardare, come a dire che la mette i piedi da Maronna. Quando nascette da chiesa, Alfonso non perdette tempo e chiette subito a trovare il confessore suo, padre Maso Pagano. Le contai tutto fatto da luce e do terremoto e sospirando le dicette che se voleva fare prevete miezzo padre Gerolamino. O confessore, che è una persona appusata e che capa in coppa cuore, le rispondette così: figlio mio, queste sono cose che non si possono fare frienne magnanna. Che ha da passare più poco in anni e dopo ti saccia a dire che si può fare. Nanni cielo, a dimannare con l'occhio fuori Alfonso e dicette: io non voglio aspettare manco un giorno più. O padre, restai assai impressionato per queste parole e salutai Alfonso dicendo: e pendramento a raccomandarmici tutte e due, a Gesù e a Maronna. Alfonso tornai a casa, ma che a capo stava a De Gerolamina. Contai una scusa a mamma e per 3 giorni non mangiai niente. Ma stavolta i 3 giorni fu un giorno passato con l'anima in pace. Si asceva a casa, faceva per chi do padre Masa. Chist che teneva un occhio buono si accorgette che Alfonso faceva veramente e che ci aveva sta a mano e Dio pomiese e si dicette tra isse e isse: a chist o Signore l'ha chiamata. Tutta la comunità dei padri San Filippo
aspettavano che Alfonso trasesse in mezzo a loro. Ma le cose non gettano così. Alfonso, dopo l'istruzione primaria e la formazione ricevuta dalla mamma, trascorse molti anni della sua giovinezza all'ombra dei padri filippini, detti Gerolamini. Dal 1706 al 1715 fece parte della confraternita dei giovani nobili, poi di quella dei dottori, ricoprendovi vari incarichi. Era naturale che i padri filippini si auguravano che entrasse a far parte della loro congregazione. Don Giuseppe, noi, non stava a Napoli. A ritirandosi la moglie le dicetto fatto d'Odione e Affonso. Si dispiacette, ma non sapeva ancora orieste. E ogni poco, mo in una maniera e mo in altra, cercava di far capace o figlio a mettere per nata volta in coppia tribunale. E sta canzone la cantava quando conduce, quando alzava la voce. Insomma, dentro la casa di Liguore finetta la pace. E Alfonso, che vedeva tutto questo, bravo Signore e le dà forza abbastanza per ghipare via a dove le visse. Pensa tu, che all'occhio del padre, Alfonso ste vittate dentro la casa, senza fare niente, ma solo perdendo tempo. Noi giorni non ne potette più e sbuttaia. Io prego a Dio ogni momento, dicette, che o me leva a me la coppa faccia da terra o te leva a te. Non ce la faccio più a te sopportare a così come stai. Alfonso già si era messo in capo e lasciò la famiglia per si fare prevede. Quando sentette queste parole, la decisione sua diventò ancora più forte. Avete dentro a isse, più o meno così. Come stanno le cose? Padre mi prego, Signore, e se pigliava o a me o a isse. Questo viene a dire che per isse sono cose che non si può manco guardare. E se isse pensa così, mangiate nel lato. E ovvero che solo Signore ci può accontentare. Se cominciate allora che non poteva aspettare più. Per dire o padre che l'aveva detto. Se facette coraggio, Alfonso, e un giorno le dicette: Signore mio, mi sono adunata che voi non state contenti di me. Io voglio già dire che la vita mia non è questa. O Signore mi fa sentire la voce sua che mi chiama. Aggiscivete e mi fa prevede. Mio zio padre Gerolamino, non va pigliate. E se volete, datemi la benedizione. A queste parole, Don Giuseppe accalai a capo, butai le spalle e chiagnenne se niente dentro la camera sua. Non ci fu niente a dire. Dicettero a loro parenti, monaci e abate, ma Alfonso rispondeva sempre: O Signore mi chiama. Non pozzi contro la volontà di Dio. Savetta che ha Don Giuseppe, ma non patte. Se poteva fare preve tua figlia, ma preve te casa, senza trasidi in tano commento. Eppure si è amareggiata, Don Giuseppe è a trovare con figlio o cardinale Napoli, Alfonso Pignatelli, che non si aspettava a novità. Si combinai tutto e Alfonso, o 27 do mese d'ottobre 1724, se lavai i panni ai cavaliere e si mettette in gola la sottana che a quel tempo portavano i previti. Finalmente, dopo diverse sofferenze, Alfonso cominciò a vedere e percorrere la nuova strada che gli indicava il Signore. I suoi genitori alla fine
avevano ceduto, anche se don Giuseppe non aveva digerito affatto la scelta del figlio. Comunque Alfonso si sentiva più sollevato. Ora poteva applicarsi allo studio della teologia e testimoniare la carità di Dio, dedicandosi senza alcuna remora alla preghiera ed alla cura dei fratelli e soprattutto di quei fratelli che avevano più bisogno di un'attenzione e della parola di Dio. Donna Fo, tu l'hai ingarrato. Questa nuova veste Alfonso si sentiva felice e contento. Per don Giuseppe e cose non gli erano assai così buone. Stammi a sentire. Per un'anno sana, o padre scansai e vedevo figlia. Ma un giorno, non volendo, a lontano, dinta una camera, vedette Alfonso che la veste prevede e fui come se avesse avuto una coltellata in due costate. Io tai nel look e pigliando sa buffettuna se ne jetta un'altra parte. Donna Anna, a parte sua, capetto figlia e come poteva se deve fare per cui tuo marito. Tanto per te da conto di quello che succedeva attorno a Alfonso e a sapere che tanta gente che prima facevano sti messe, mo o cuffiavano tutto in maniera e se ne facevano risate. Come si dice, le mettevano i cuppati alla rete. Pensa che un giudice, lo piezzo grosso, che prima teneva Alfonso come un figlio, dopo che sti fatti non volette vedere e io facette cacciare da casa sua. Chi stomma grannezzoso, don Muzio Di Maio, dopo tempo si strurette a cannella della vita sua. Era malato assai. Alfonso lo chiette a trovare e stavolta non lo cacciaia, ma tra una parola, una lacrima e un sospiro, dicette: Donna Fo, tu l'hai ingarrato, viato a te, faciste buone, io sto un go confitemmene e al momento lascio il tribunale mio e va cannando a chi le Dio. E quanta gente ha già condannato, e quanta ne ha già assoluto. Ha già fatto cose buone. Viato a te, affo, e mare a me. Ma certo non si azzuppavano il pane in gol Alfonso. Per tu contano fatto, ti dico che un paglietto assai conosciuto, Domenico Bruno, tempo a rete, aveva perso una causa a Don Alfonso era un paglietto contrario. Domenico tanne sa pigliai assai. Mo vedendo la vestuta a prevede, le dicette pazzianne: Donna Fo, la visseva fatta 3 anni fa che stu passa. Io non sono riesciuto pazza perché la causa persa. E sostrignette forte forte o piette. O cardinale Pignatella assegnai a Alfonso a parrocchia e Sant'Angelo a Segno. Si presentai ampresso parrocchiano e si dette a fa. Serveva a messa, pigliava il carrafello, annariava un censiere, portava il crocifisso, non perdeva una funzione. Ma tu ti avessi a credere che Alfonso, che sottana in gol, se fosse scordato di studiare. Levate là a capo, si mettette sotto e che lezione do canonico Don Ciullo torna, si imparai tutta la teologia che si impara nei previti. E per quello che essa ha scritto dopo, in coppa sta teologia, se l'avete studiata buona buona. O canonico torna a diventare vescovo, Alfonso non si è scordato mai e parecchie volte in te libri che essa scriveva l'annominava e lo chiamava o maestro suo.
Come t'ha già detto, Alfonso non solo studiava assai, ma facevano cuofane e di cose per la parrocchia, per la povera gente e provava assai. Voleva diventare veramente nome e Dio, essere come a Gesù Cristo. O vestì suo era chi le no povero prevede, o magnà era appena giusto, o sabato, per morire la Maronna, passava a pane e acqua, e spesso stava di uno un giorno sano. Faceva pure tanta penitenza, spesso portava uccelizia, una specie di catene fierre appuntute che si stringeva attorno alla coscia. Più spesso ancora si faceva la disciplina, vattennesi con certi cordelli in coppia e coscia e parlando con crianza, un coppo popò, infine affasciva sangue. Prima di raggiungere il sacerdozio, Alfonso ebbe l'opportunità di formarsi culturalmente e spiritualmente per poter essere un degno ministro di Dio. La sua formazione fu così intensa e corretta che ben presto, dopo il sacerdozio, Alfonso diventa maestro delle coscienze e stimato universalmente. Quanto egli scrisse dopo nelle sue numerosissime opere è frutto maturato in questo periodo di studio e riflessione. Alfonso ha diventato sacerdote, ma prima che Alfonso fosse ordinato sacerdote, s'aveva detto veramente brutto. Per piacere più a Dio e fatica assai per i cristiani, non pensava alla salute sua. E getta a finire che caretta malata, ma malata buona. Fioratti che i medici o credettero già che un'opera a ca è nata là. E o parrucchiano le dette l'olio santo. Ma Alfonso non poteva stare senza faticare dentro vignale do Signore e predicava che era una bellezza, tutto volevano e prevete facevano a chi se l'accaparrava prima per la far predicare 40 ore in da chiesa propria. Non c'erano commenti i monaci o i monache che non lo chiamava per predicare e santa sarzizia. E quando predicava dinta una chiesa c'è stava gente di tutte colori, nobile e vasciamana, struita e ignorante, prievita e monaci, damme e cavaliere. Che faceva Alfonso per vincere in questa maniera tanta gente? Tu t'addimannarrai che teneva Alfonso per vincere così in questa maniera tanta gente? Sto giovane prevete, sì, era nobile, struita, ma questo non abbastava. Ci stavano nati due cose che o veramente ci importano. Quelle che diceva e come o diceva. Alfonso predicava sempre Gesù Cristo crocifisso e esso o teneva coraggio di fare sti prediche. L'altra cosa che ci importa era che quando parlava si faceva capire a tutta la gente. E stu fatti parla chiaro, le vanno tutte frasche a miezza. A quei tempi non si vedeva spesso. E a volte i previti parlavano per far impressionare quelli che sentivano. E non per niente mettevano in mezzo eroe e dei, facendo imbriacare gente che a sti prediche, po' bene l'anima a loro, non la raccoglievano o resta niente. Alfonso aveva capito chiaramente che quando portava Dio alla gente doveva proporre il Cristo crocifisso per amore degli uomini. Aveva capito ancora più chiaramente che il suo parlare con gli uomini
non era un esercizio di comunicazione, ma un obbligo che si era assunto di facilitare la maturazione culturale e spirituale delle persone che avvicinava. E per questo motivo i contenuti delle sue prediche e la modalità con cui presentava agli ascoltatori il suo pensiero erano essenziali ed improntati alla massima chiarezza. Per te far capire come eri giusta a parlare d'Affonso, ti voglio contare sto fatto. A quei tempi c'è stava a Napoli un poeta che scrivette in coppa a guerra e Troia, eppure tanta sunietta e satira. Questo poeta, assai stimato, non teneva pila in coppa a lingua. Si chiamava Nicolò Capasso e si conosceva con Affonso. Un giorno Affonso incontraia e la dimannaia: Don Nicolò, vi sto vedendo un poco spesso e predica meglio. Per una cosa, vorreste scrivere una satira che li fosse pure un quello a me. Don Affò, rispondette il poeta, io sono sicuro e non sento la voce, non trascorso infrascate e parole attorcigliate. Vi vengo a sentire perché predicate Gesù crocifisso e non voi stessa. E non ci potremmo scordare do carissimo Don Giuseppe, che stupata che si era disperata perché il figlio aveva lasciato il tribunale. Un giorno, nascendo dal palazzo reale e passando annanto alla chiesa, sentette la voce del figlio. Trasette, sentette il figlio che predicava, sentenne rette, chiagnette e se ne tornai a casa con la capa calata. Quando a sera tornai il figlio, sostrignetto pietto, dicendo: figlio mio, stasera mi hai fatto conoscere Dio. Ti ringrazio e ti benedico mille e mille volte perché sciva da via che volevo Signore. In questo tempo Affonso pigliai amicizia con certi previti assai devoti come essa. Tra questi ci stavano Don Giovanni Mazzina e Don Iennaro Sarnelli, o figlio del barone de Giurana. Erano una decina di loro. E una volta al mese passavano 2 o 3 giorni dentro la casa di campagna uno e loro, per anno facendo ore e ore di meditazione e ati sante sarzezia. Qui si chiude la puntata di oggi. Nella prossima puntata ci soffermeremo a parlare degli atteggiamenti che Alfonso mostrava nel contatto con la gente e con i peccatori. Vedremo anche chi sono stati i soggetti preferiti da Alfonso nelle prime esperienze di attività sacerdotale. Vi anticipo che saranno i poveri e la gente più semplice. Alla prossima puntata.